Buon pomeriggio e ben trovati a una nuova puntata di Trieste in diretta, una puntata votata all'estate, allo sport, al movimento, ma non solo. È tornato nei nostri studi a trovarci Saul Laganà per tornare a parlarci della nuova edizione di Estate in Movimento. Ben trovato. Buon pomeriggio. Saul, referente dell'associazione Benessere, che ben conosce ovviamente Tele4, ogni anno l'importanza anche di ricordare come si può rimanere attivi, come si può fare sport sempre, a tutte le età, in salute e in sicurezza. Si riparte anche quest'anno? Sì, si riparte anche quest'anno, dal 1° luglio, con numerosi corsi. E sull'importanza di fare movimento non posso che sposare la tua frase. È fondamentale farlo a qualunque età e soprattutto superati gli ANTA, dove si investe per la propria salute. E quindi l'importanza anche di ascoltare i consigli degli esperti e di provare anche nei propri limiti, di superare anche certe forme di pigrizia, direi, perché molte volte tante persone non fanno sport o per mancanza di tempo o per mancanza di voglia. In realtà è importante capire che il tempo si può trovare e muoversi è estremamente importante. Sì, anche con comportamenti semplici. Per esempio le scale, avendo l'ascensore a casa, almeno scendere le scale, se non salirle, può essere già un buon sistema per mantenersi un minimo attivi. E anche salirle se si riesce, magari può essere faticoso salire 4 piani, però salirne uno e poi al primo piano prendere l'ascensore può essere utile. Se lo fai ogni giorno, anche 2 volte al giorno, non è male. Alle persone over 70, ma anche prima, io consiglio di muoversi il più possibile a piedi. Evitare la macchina. In fondo Trieste è una città piuttosto piccola, sì, e ha imbuto. Quindi una volta che sei arrivato ai margini del centro hai tutto a 10 minuti a piedi, 15 al massimo. Non ti può far male camminare. È un minimo anche di forza di volontà. Sì, esatto. È una mentalità che bisogna prendere. Ecco. Estate in Movimento quest'anno ripropone tanti corsi e ci sono ovviamente affluenze ad altri corsi piuttosto che altri, però insomma Barcola è tra i centri nevralgici di queste iniziative. L'esperienza di Melara ha insegnato che variare, cambiare, proporre nuove prospettive, nuovi luoghi è una scelta vincente. Se dovessi trarre, adesso andiamo subito a parlare nello specifico magari anche di quest'anno, ma se dovessi trarre un bilancio di questi ultimi anni, c'è un filo conduttore unico, c'è un corso in particolare che è stato sempre più apprezzato rispetto ad altri, la gente è capace di scoprire? Allora, il corso che ha avuto maggiore successo, addirittura il primo anno era l'unico, è stato il primo, era il corso di ginnastica dolce per la terza età. Aprimmo l'anno successivo un secondo corso pomeridiano perché era ingestibile il corso mattutino con 80 persone, 90, era impossibile. Per cui adesso il corso del martedì e venerdì mattina alle 9 viaggia fra le 40 persone di media, è già più gestibile, ginnastica a corpo libero, parte in piedi, parte a terra. Quello è il corso sicuramente che ha mantenuto numeri elevatissimi. Dopodiché noi abbiamo spalmato nell'arco della settimana, sia la mattina che il pomeriggio, tante iniziative, per cui c'è chi propone lo yoga, sono più associazioni che propongono lo yoga. E a questo proposito apro una parentesi, terminato il periodo dei contributi a pioggia di qualche anno fa che non si negavano a nessuno, quando le amministrazioni, giustamente sostengo io, capirono che non si poteva continuare a dare soldi a destra e a manca per sostenere anche lodevoli iniziative, ma troppe, e poi i soldi venivano a mancare. La crisi era per tutti, anche per le pubbliche amministrazioni. E noi trovammo la formula di invitare le associazioni o chi voleva proporre le proprie attività invernali, sì, durante l'estate, a condizione che neanche una lira all'epoca, €1 adesso, girasse fra le parti interessate, fra gli attori interessati. Nessuna associazione doveva chiedere alcunché all'utenza,
Noi non dovevamo chiedere nulla l'associazione nulla a noi. E quindi? La regola deve essere chiara, perché? Perché Estate Movimento è un contenitore che offre attività motoria promuovendo la salute, quello è il suo intento, durante un periodo dell'anno in cui le palestre non sono attive o lo sono in minima parte, e che promuove appunto la salute, quindi gratuitamente in luoghi dove le persone abitualmente si riuniscono. A Trieste un luogo abituale per ritrovarsi è il mare di Barcola. Da lì poi ci fu il passaggio negli anni successivi, circa 5 anni fa, adesso non ricordo bene, portiamo l'attività motoria nelle periferie, dove magari c'è un certo disagio sociale, dove ci sono poche iniziative, o se ci sono magari costano, e noi la portiamo gratuitamente. E sul perché gratuitamente non è la gente gratis, il motivo non è la gente siccome è gratis viene, ma perché l'idea nacque dal vedere fare animazioni in spiaggia nelle località balneari. La prima a cui l'ho visto è stato Lignano tantissimi anni fa, quindi la copiamo. E la seconda è, noi abbiamo un progetto con il Comune, si chiama Attivamente il Movimento Salute, dove il Comune dà in coorganizzazione i ricreatori la mattina, gratuitamente, e noi in cambio diamo gratuitamente l'attività motoria alle persone con un ISEE pari o inferiore a 10.000 euro, quindi dove c'è il disagio economico, che poi è anche sociale, sappiamo essere, c'è una maggiore incidenza di malattie croniche. In questo tipo di persone noi portiamo sul territorio l'attività motoria con insegnanti di educazione fisica, quindi o laureati in scienze motorie, quindi un lavoro di qualità a costi bassissimi o gratuiti appunto per questa fascia di popolazione più colpita dalla vita. E quindi ci è sembrato giusto, essendo un'attività che comunque ci porta degli introiti, restituire quanto introitavamo alla società, alla comunità. Come? Estate Movimento è uno di questi modi, ne abbiamo altri, questo è il più importante. Sono messaggi importanti perché poi lo sport, il movimento è veicolo anche di benessere psicologico e non solamente fisico, avendo appena ricordato l'importanza. Psiche e soma sono collegatissimi. Collegatissimi, abbiamo detto Melara, abbiamo detto Barcola, ma è vero che ci sono le persone che d'estate arrivano già, per esempio, a Barcola, pronte a sostenere alcuni corsi, dando per scontato la vostra presenza? Ok, se l'anno prossimo non dicessimo nulla, ipotizziamo, non diciamo nulla, sul picco non esce orario, qui non vengo, sui social non mettiamo nulla, il primo martedì o venerdì di luglio, la mattina verso le 8:30 comincia a vedersi qualcuno in pineta, nella zona dove abitualmente facciamo attività motoria, con il tappetino o con l'asciugamano. Loro sono già là? Già là, piazzati, vicino a un albero, ipotizzando dove l'insegnante si metterà e dove poi loro andranno a farsi il bagno, a mettere l'asciugamano dopo per stare l'intera giornata là. Sì, è sicuro. Diamo anche riferimenti, tra l'altro, tutto luglio e tutto agosto. Tutto luglio, tutto agosto, prima della Fontana di Barcola, direzione Castello di Miramare. Ok, quindi la pineta, luogo simbolo per eccellenza anche del refrigerio nella calura estiva che ahimè non è ancora arrivata, per alcuni è positivo, per molti è negativo, perché uno vorrebbe anche godersi l'estate, a meno che non ci sia maltempo, di quello brutto, insomma, voi comunque ci siamo. Voi siete operativi. Sì, noi abbiamo le associazioni con noi stipulano una scrittura privata di impegno in cui noi garantiamo la sicurezza del tutto e quindi i permessi, il pagamento della SIAE, loro garantiscono la presenza ogni tempo. L'insegnante viene sul posto, verifica se ci sono le condizioni, naturalmente è sua la responsabilità, quindi decide lui per ultimo, l'insegnante decide ci sono le condizioni di sicurezza, io svolgo l'attività, non ci sono, non la svolgo, me ne torno a casa, però qualcuno ci deve essere. Come ogni anno, dai workshop dello yoga alla tonificazione, la ginnastica dolce, la zumba, lo stage sciabola d'abbordaggio, c'è veramente di tutto per tutti i gusti e quindi credo anche per diverse età, insomma le persone in base ai loro interessi e anche in base ovviamente alle loro abitudini fisiche possono scegliere. Sì,
Gli amici della Scherma Storica, che è l'associazione sportiva dilettantistica che hai citato con il loro stage di sciabola d'abbordaggio, sono con noi da anni, esatto. sono da anni che vengono, ma c'è pure anche il pugnale, c'è un altro stage. Dov'è? Forse sul pugnale. Forse non ho tutto, aspetta. Beh, comunque No, ne fanno 2 stage. Sono tantissime. Sì, le attività sono tante. Ci seguono, ci accompagnano da anni e mi pare che è il 3° anno di sciabola d'abbordaggio, riscuote consenso. È un gruppo veramente gradevole che ha fatto di una loro passione, di un loro divertimento, un modo per fare attività fisica, quindi lodevoli, veramente lodevoli. Sappiamo che Trieste ha una popolazione anziana, magari più elevata nella media di certe altre città italiane, anche se insomma non è sempre così, o almeno non salta sempre all'occhio, ci sono anche tanti giovani. Abbiamo detto che la ginnastica dolce, no? È forse quella che raccoglie molti consensi? Sì, quella è il più consensi di tutti, che è stato il primo corso creato 26 anni fa. Voi siete nati con la ginnastica dolce come una delle prime... Estate Movimento è nata, noi siamo nati qualche anno prima, nel 99, nel 97, chiedo scusa, nel 99 Estate Movimento. Quindi insomma è già da tanti anni sì, che 25esimo anno. È difficile anche rinnovarsi, no? Proporre anche nuovi corsi, perché il vostro programma di tanto in tanto si aggiorna ovviamente con nuove proposte. Sì, si aggiorna, si integra, però il nucleo è quello. Noi partiamo da un principio, almeno che tutti gli insegnanti che compongono l'associazione Benessere siamo convinti che ciò che è importante è muoversi. Dopodiché la ricerca della novità va bene, più che altro per aggiornarsi, ma se dobbiamo cercare la novità a tutti i costi diventa un'operazione prettamente di marketing. Allora vendiamo un prodotto, sì. È un'altra cosa, non è peggio o meglio, è proprio un'altra cosa. Noi non vendiamo prodotti, noi promuoviamo salute. Ripeto, non c'è nessuna come dire, volontà di mettersi su un gradino più in alto, sono 2 cose diverse. Voi siete una televisione commerciale, voi dovete introitare soldi anche con pubblicità, perché sennò la gente non viene pagata. Certo. E quindi è in funzione di questo che vi muovete, e deve essere così, non potrebbe essere altrimenti. Il servizio pubblico, solo pubblico, quella è un'altra cosa. Ecco, noi facciamo qualcosa che si avvicina molto di più a un servizio pubblico, pur essendo un'associazione privata, ma siamo una società appunto rimasta dilettantistica, quindi senza scopo di lucro. Quindi sono proprio, come dire, obiettivi diversi, tutte e 2 lodevoli, meritevoli, ma ciò deve essere chiaro. La cosa non lodevole è quando si fanno commistioni, ci si spaccia per una cosa e invece un'altra. Ecco, Estate in Movimento anche quest'anno, per tutto luglio, per tutto agosto, e la mia domanda è, ma ci sono degli affezionati particolari? C'è lo zoccolo duro di Estate in Movimento? Madonna. Le persone che vedete ogni anno da tanti anni? Sì, ho visto ragazze e ragazzi incontrarsi lì, sposarsi, avere figli, e ora vengono con i figli. Accidenti. 2 o 3 li ricordo proprio, cioè anche di nome, addirittura con un altro paio proprio di ragazze che venivano, le ho viste crescere, sposarsi, tuttora siamo amici e ci si incontra ogni tanto, si mangia insieme, hanno i bambini. Vedi passare le generazioni. Sì. Non ho ancora incontrato, ho incontrato persone che erano giovani, diventate mamme, ora sono nonne, 25 anni, sono giovani nonne. Gente che vi segue dall'inizio. Sì, è vero. Beh, queste sono soddisfazioni, dai. Sì, è piacevole. Io che sto in mezzo alle persone, dedicandomi alla loro salute, bene o male, non lo so, lo dicano gli altri, queste cose ti torna come un feedback estremamente positivo. Alla fine quanti sono i professionisti che insieme a te riescono a garantire questo servizio ogni anno? Sono istruttori e istruttrici delle varie associazioni e poi un paio di nostri insegnanti per quanto riguarda l'attività motoria per la terza età, sia a Melara, al Marenzi se andremo e a Barcola. Sono insegnanti di educazione fisica.
quindi insomma persone che anche tra di voi vi conoscete da anni ovviamente, anche tra chi Sì, lavorano con noi da anni, lavorano con noi sia al progetto attivamente con il Comune, sia all'ANFAS dove noi svolgiamo i corsi di attività adattata, sì, sono con noi da anni. Quasi superfluo, ma lo facciamo lo stesso, l'importanza che associazioni ed enti collaborino per questi progetti, anche per raggiungere una vastità di pubblico ancora maggiore e per proporre un servizio migliore. Chiunque condivida la nostra filosofia di promuovere la salute è benvenuto. Parliamo spesso dell'importanza di muoversi a tutte le età, ovviamente se uno fa sport e riesce a stare in movimento per tutta la vita, compatibilmente alle proprie necessità e ai propri bisogni, tanto meglio, ma se una persona non è mai stata sportiva per tanti anni, magari né da giovane né da adulto giovane, diciamo, è possibile negli anni, anche in età tarda, tra virgolette, recuperare un po', cioè rimediare alla pigrizia e agli errori commessi in passato? Sì, è possibile, va fatto in maniera moderata, costante, e rivolgendosi a persone che hanno competenza in materia. Io suggerisco sempre laureati in scienze motorie, insegnanti di educazione fisica, fisioterapisti, ascoltando il proprio medico curante o lo specialista se ci si è rivolti a uno specialista, per capire quali sono i propri limiti, che è fondamentale. E per quanto riguarda noi insegnanti, è avere una coscienza dei propri limiti. Tu non conosci il tuo interlocutore, io non lo conosco, se non ti sto vedendo, facendo un esempio banale, non so che cosa hai. Hai un problema di artrosi all'anca, hai un problema al rachide, cioè alla schiena, a livello lombare, a livello cervicale, la tua cuffia dei rotatori come sta, che sport hai fatto prima, l'hai fatto, che lavoro fai. Tutte queste informazioni al momento non le ho, o se le ho parziali perché tu mi dici solo quello che in quel momento ti viene in mente o che vuoi dirmi. Hai un problema, hai una malattia cronica di cui non mi hai ancora detto nulla. Ecco. Quindi anche l'importanza di essere onesti con se stessi, con il proprio medico, con il proprio fisioterapista e sì, dare tutte le informazioni precise. Dire tutto. Io che lavoro con le persone con patologie cardiovascolari, quali faccio attività motoria ormai da 30 anni, con un'organizzazione di volontariato che si chiama Dolce Cuore Trieste, quando arrivano io pongo subito delle domande sul loro stato fisico e poi iniziando la lezione gli giro intorno, gli cammino e io ogni tanto gli faccio una domanda, poi un'altra e questo va avanti per almeno 2, anche 3 lezioni, mi permette di conoscere la persona. Intanto do gli esercizi da fare e mentre gli allievi seguono gli esercizi io continuo vicino e dico quanti anni hai? Che lavoro facevi? Ti informi giustamente? Sì, no, faccio proprio la portinaia, il portinaio con tutto il rispetto per il mestiere, quello che sa tutto, no? Del caseggiato. Ecco, io il condominio devo sapere tutto, sono il portinaio del condominio, devo sapere perché la busta della lettera la devo mettere nella cassetta giusta. Se arriva qualcuno che chiede del mio condomino X, io devo sapergli indicare il piano, dove andare, se c'è, se non c'è. Ecco, sono il portinaio della palestra. È eterogenea la partecipazione, oltre da un punto di vista anagrafico di età, anche da un punto di vista di sesso, cioè maschi e femmine più o meno numericamente si equivalgono? Come funziona nelle partecipazioni ai vostri corsi? Nei corsi di benessere la maggior parte delle persone sono femminili, sono donne, il pubblico è femminile. Nell'attività di sweet art che faccio io è prettamente maschile. Ok, a seconda anche della tipologia di anche se potrebbe essere fuorviante, le donne si ammalano di più di malattie cardiovascolari. Il passaggio ormonale, dal ciclo ormonale giovanile a quello non giovanile, per loro è significativo in senso negativo, vengono a mancare diciamo, gli ormoni che ti permettono di non andare troppo incontro a malattie cardiovascolari, quindi sono più propense. È vero che vale molto anche il passaparola per la frequentazione a questi corsi, cioè magari la moglie che trascina il marito oppure l'amico che parla all'altro amico? Sì, il passaparola, se noi non facciamo grande pubblicità. La pubblicità di maggiore rilievo nostra è quella di Estate Movimento, ormai lo sanno tutti che siamo lì.
E poi Nati per muoversi, il progetto in cui andiamo in barcolana e portiamo persone con patologie croniche a vivere la regata dall'interno. Anche quelli sono, insomma, gesti importanti. Anche quello è gratuito e quello è l'altro grande filone in cui noi diamo le nostre risorse alla comunità dopo averle ricevute dalla comunità. Poi a Trieste, insomma, nel rapporto col mare, per esempio parlando di Barcola, io che frequento Barcola quando posso, vedo d'estate piena le vostre attività e penso a quanto sia importante muoversi davvero sempre a tutte le età. Essere giovani non vuol dire essere in forma per antonomasia. No, no, non è come dire, un bot, un buono del tesoro in cui tu poi stacchi le cedole periodicamente. Il nostro slogan della nostra associazione è Nati per muoversi, dice tutto. Quindi dall'inizio alla fine l'animale della nostra uomo vita. è nato per muoversi, non per stare fermo. La tecnologia utilissima, naturalmente, la tecnica in generale è utilissima, per tecnica intendo anche le scarpe, anche questa è tecnica. È stata fondamentale per aumentare la speranza di vita e allungare la vita e quindi migliorarne la qualità. È un fatto però che la tecnica ti costringe, ti impigrisce. Per cui io ormai non mi alzo più per cambiare il canale della TV. Le comunità ci condizionano. Anzi, manco mi alzo, neanche c'ho il telecomando, il tablet e sono sdraiato sul divano o sul letto e guardo il tablet dove posso vedere film, ascoltare il TG, quello che mi pare. Questo ha un pro e un contro. Il contro è che la mobilità si riduce fortemente. E chiaramente invece facendo il contrario, cioè muovendosi, stando molto attenti, si prevengono anche forme gravi e patologiche di vario tipo. Sì, tutte le malattie ipocinetiche, cosiddette, a partire dall'ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari in genere, le pressioni di tumori. Non si evitano, perché poi alla fine la nostra vita è un percorso, una parabola, no? Per carità, il corpo deve invecchiare, però c'è invecchiare e invecchiare. Una cosa che mi colpì molto fu una frase del dottor Di Renarda, il direttore del centro cardiovascolare, che parlò di ultimi 5 anni di vita di ogni essere umano. E avevano visto che chi faceva attività fisica costante, al di là del fatto che potesse vivere meglio gli anni precedenti, un po' più a lungo, gli ultimi 5 anni li passava meglio di quelli che non si muovevano. Questo mi lasciò esterrefatto. Sembra una sciocchezza, non lo è affatto, non lo è affatto. Solo chi è stato male con una malattia cronica seria e grave può capire. Io vedo insomma con mio papà che è arrivato a 92 anni con una serie di problemi, però fino a 91 anni e mezzo girava in scooter. È una domanda che... E si muoveva. E questa domanda mi incuriosiva a farti. Alla fine, ovviamente, chiaro che le cose possono cambiare tra chi è stato sempre in movimento e chi no, ma fino a che età si può fare sport, inteso che non sia banalmente la passeggiata, ma spingendo anche un po' di più, ecco? Hai fatto la domanda alla persona sbagliata, perché io ho una mia visione per cui è strettamente personale e anche contraddittoria con il mio passato di sportivo. Sono stato uno sportivo mediocre, però uno sportivo che ha fatto attività intensa. Niente grandi risultati, gli ultimi 15 anni di attività agonistica pallamano, non certo a Trieste, se no sarei conosciuto, quindi a livelli ben più bassi, mai andato oltre la Serie B. Ma l'attività era intensa, l'usura anche. Ah, ecco. Allora, Quindi... l'attività agonistica usura, è un dato di fatto oggettivo e incontrovertibile, però ti dà tante di quelle soddisfazioni, anche psicologiche, quella sensazione di onnipotenza, di invincibilità, e poi è un buon surrogato rispetto alla guerra. Invece di farci la guerra ci combattiamo in una forma decisamente, come dire, è una narrazione della guerra, alla fine è innocente perché si combatte ma è simulato. E anche questo aiuta ad abbattere l'aggressività umana, quindi è utile.
È uno sfogo. Sì, è uno sfogo, esatto. L'aggressività viene in questo caso abbattuta dallo sport, specie negli sport di combattimento e negli sport di squadra, ma un po' in tutti. Il desiderio di vincere sull'avversario, sull'altro, che non è più nemico appunto, è avversario, già questa è una bella differenza, conta molto. Ripeto, abbatte l'aggressività umana, dà delle regole ben precise, che se non le rispetti sei fuori da quell'ambiente, e quindi è positivo. Arrivato a una certa età l'usura si sente, quindi forse è il caso di passare a un'attività costante a basso impatto. Mi ci ritrovo molto in quello Quando che dici. più è stata intensa la tua attività giovanile, prima è meglio che cominci a fare un'attività moderata. Se non hai mai fatto attività intensa, parti e concludi con l'attività moderata. Perché le tue strutture comunque, se cominci a 35 anni a darti alla corsa, sì, va benissimo, bello, ti diverti, una figata, produci ormoni che ti danno allegria, soddisfazione, ti senti immortale, però hai un corpo di 35 anni che fino a prima non si muoveva e forse non è il caso di massacrarlo, non ne ha più 20 e non è più preparato ad assorbire quegli urti. Posso dire che Saul Laganà, senza che io gliel'abbia raccontato prima, ha sostanzialmente analizzato. Io ho fatto arti marziali per 17 anni, a livello anche molto intenso, prima col judo, poi con MMA, Wing Chun, insomma. Ho smesso. Le prese le date, insomma. E adesso mi sto curando la schiena per alcuni infortuni, sto facendo un po' di fisioterapia, quindi mi ci ritrovo moltissimo in quello che hai appena detto e condivido ogni singola parola, ma tu giustamente segui persone da tantissimi anni, quindi insomma ne hai viste di tutti i colori. Eh sì, anche atleti di un certo livello arrivati in palestra, soprattutto con l'organizzazione di volontariato Dolce Cuore, arrivano infartuati, 3 o 4 di livello internazionale, non mi va di far nomi, non mi sembra corretto nei confronti di tutti gli altri, e lo vedevi che erano stati atleti di un certo spessore, lo capivi senza che ti dicessero chi erano. Chi fossero. Chi fossero, sì. Anche perché io, non essendo proprio triestino, se non di nascita, portato via, quindi sono arrivato tardi, poi da adulto non li conoscevo. E poi invece ho 2 o 3 giocatrici di pallacanestro di Serie A degli anni 50, 60, anche della nazionale le ho avute. Saul, siamo già andati oltre, ma come sempre queste chiacchierate sono molto piacevoli. Vogliamo dare un veloce riferimento dove possono trovarvi le persone, anche su internet? Certo, possono andare su Facebook, la nostra pagina Benessere SDC Trieste, possono andare sul nostro sito benesseresdc.it oppure chiamare lo 040 064 1740 in orario d'ufficio, ma che trovano naturalmente sia su Facebook che sul nostro sito. Grazie a Saul Laganà. Grazie a chi ci ha ascoltato. Rimanete con noi, fra pochissimo torniamo di nuovo in diretta. Siamo in questa prima parte in compagnia del dottor Andrea Di Lenarda, che è direttore della struttura complessa di patologie cardiovascolari di Asugi. Grazie dottor Di Lenarda per essere tornato nei nostri, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. nei nostri studi. Allora, cominciamo la nostra chiacchierata, dottor Di Lenarda, accennando all'Associazione Amici del Cuore. L'Associazione Amici del Cuore, che è un'associazione benemerita, esiste da parecchi anni, credo anche... penso oltre 50. Oltre 50 addirittura. Se no poco meno comunque. Ed ha instaurato con la sua struttura un rapporto con la cardiologia di Trieste, la cardiologia per essere di Trieste. corretti, sì. Ma gli Amici del Cuore sono una forza per la cardiologia di Trieste, tutte le associazioni sono ovviamente una forza per i pazienti, Cuore Amico, Dolce Cuore Sweet Heart, Amici del Cuore, e poi se prendiamo il paziente cronico, la nuova Asso Diabetici, le associazioni per il rene e per il polmone, sono tutte importanti. È chiaro che la cardiologia ha una storia particolare con l'associazione dei pazienti cardiopatici e ha una storia particolare con gli Amici del Cuore, ricordando Primo Rovis, che è stato il fondatore e che ha dato un contributo incredibile allo sviluppo della cardiologia.
anche in senso banalmente, che non è tanto banale, economico, perché sì. ha coperto le difficoltà del pubblico, le difficoltà dell'azienda, a partire dalla ristrutturazione della cardiochirurgia ai tempi del professor Branchini, e poi con tutte le cose che ha fatto per la cardiologia ospedaliera del professor Sinagra e per noi. E quindi è giusto ricordarla, è giusto sensibilizzare la popolazione a, per quel che è possibile in questa fase molto difficile, anche contributi molto piccoli, nessuno ovviamente chiede sacrifici eccessivi, però ecco, se la cardiologia di Trieste sta a cuore, quella ospedaliera e quella territoriale, sta a cuore, come credo stia a cuore la popolazione di Trieste, gli Amici del Cuore sono il veicolo per coprire quello che l'azienda non riesce a coprire, cosa che ha fatto anche recentemente, donando alla nostra struttura un nuovo ecocardiografo di ultima generazione, molto molto funzionale, che ci serviva per la morte, tra virgolette, di una vecchia macchina sempre donata dagli Amici del Cuore, e adesso ha avviato con la Bavisela una sorta, non credo sia l'unico, ci sono diverse associazioni che in accordo con la Bavisela hanno ideato una donazione per la nostra struttura, in questo caso con una sonda per il vascolare, per le carotidi, per gli arti inferiori, per l'aorta, che va a sostituire una vecchia sonda di una macchina sempre donata dagli Amici del Cuore, sempre per la diagnostica vascolare. E queste sono le offerte, apriranno, saranno credo pubblicizzate nell'ambito della Barcolana, come donate qualcosa, anche piccole donazioni sono assolutamente benvenute, e andiamo a coprire un ulteriore fabbisogno. È un momento, ripetiamo spesso queste cose, però è veramente importante che la gente, se ha una minima possibilità, ricordi quanto bene e quanto utili sono queste associazioni per coprire un sistema che è in difficoltà, il sistema sanitario pubblico è in difficoltà da vari aspetti, lo sentiamo nei giornali tutti i giorni, sia come ristrutturazione degli ospedali, sia come macchinari, sia come liste d'attesa, fa fatica a trovare delle soluzioni, e quindi un supporto esterno da parte di chi riesce a darcelo, fondazioni e associazioni come Amici del Cuore, sono assolutamente fondamentali per coprire, se no scendiamo di livello. Scendiamo di livello, perché se dobbiamo lavorare con macchine passate, vecchie, in cui non si vede bene, anche la diagnostica perde di qualità, e quindi tutto quanto di bene si dice della cardiologia di Trieste, a mio modesto parere abbastanza giustamente, rischia di perdersi non avendo delle dotazioni adeguate. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che è possibile fare delle donazioni e prende sempre più piede la buona pratica, per esempio di, destinare alcuni, piuttosto che farmi regali, facciamo, certo. Diventa qualcosa di molto bello. Questa è una bellissima abitudine, anche perché poi, se ci pensiamo bene, molti dei regali che facciamo e riceviamo sono perfettamente inutili. Sì. Nel senso che, vabbè, la bottiglia di vino si beve volentieri, ma alla fin fine, diciamo, le cose veramente utili, c'è qualche sfizio piacevole, le cose veramente utili non sono tantissime, e a volte ti ritrovi con la bellissima ennesima maglietta che metti sempre, ma diciamo ne avevi già qualcuna, e quindi non era strettamente, o la cravatta, non era strettamente necessaria. E quindi anche quest'idea, giustissimo questo spunto, che sia con le nostre associazioni, che sia con altre, ma diciamo l'idea è bella, quella che ha sollevato, di fare una donazione utile, che può essere anche molto piccola, però messa insieme ad altre piccole donazioni può fare il gruzzoletto necessario per completare un percorso, un programma, una dotazione. Ottimo. Allora, volevo chiederle, non sembri un intervento a gamba tesa, perché non ci siamo messi d'accordo, del resto è difficile. Non ci mettiamo mai d'accordo. No, è anche difficile per via dei tempi riuscire a mettersi d'accordo, però per esempio si parla in questo momento, proprio per cercare di risolvere la problematica delle liste d'attesa, eccetera, della appropriatezza della prescrizione. So che è un concetto
parecchio, come dire, spinoso da affrontare. Sì. È un concetto spinoso ed è un concetto anche che crea degli attriti tra ruoli diversi, tra funzioni, professioni diverse, perché poi c'è uno palleggio di responsabilità che non aiuta sicuramente la collaborazione costruttiva. Io credo che possiamo dire in maniera serena e obiettiva, uno, che il problema esiste, perché è inutile far finta di niente, il problema esiste. Cosa vuol dire il problema esiste? Non so, sull'esempio della cardiologia io potrei dire il numero delle prestazioni cardiologiche che vengono fatte in questa azienda, a mio modestissimo parere, è certamente sufficiente per soddisfare il bisogno di salute cardiovascolare della popolazione. Ma le liste d'attesa sono lunghe. Perché? Perché le liste d'attesa sono piene, o perlomeno hanno un numero di persone che non hanno bisogni di salute cardiovascolare, che allungano le liste d'attesa. Allora, se noi facciamo, credo, noi il sistema fa, credo, 40.000 visite cardiologiche l'anno in Asugi. I pazienti malati di cuore sono 30.000. Qualcuno certamente ha bisogno di più di una visita, sì, ma molti pazienti cardiopatici stabili non hanno necessariamente bisogno di una, scusate, di una visita ogni anno. Io sono abbastanza convinto che 40.000 visite l'anno cardiologiche l'anno sia ampiamente sufficiente, ma largamente sufficiente per soddisfare il bisogno di salute dei 30.000 cardiopatici di Asugi, Trieste e Gorizia insieme. Eppure le liste sono lunghe 3 mesi. 50%, saranno 40, sarà 45, sarà 52, circa 50% per fare un conto tondo delle prime visite richieste tramite CUP sono più dettate dall'ansia di farla, dall'ansia dello screening, da è tanto che non faccio, da mi sembra di aver sentito qualcosa ma non ho capito cosa, più da dubbi, curiosità, preoccupazioni, ansie che da problemi reali. Qui sicuramente entra in gioco la difficoltà della medicina generale obiettiva, senza dare colpe, obiettiva perché c'è stato un ricambio molto importante negli ultimi anni, sono entrati molti giovani e sono entrati in una maniera molto traumatica, perché entrati e dal giorno dopo si sono ritrovati 1.500 pazienti. Sì. Non è facile da gestire in un momento di grande carenza, tu entri e dal giorno dopo hai una folla di pazienti. Quindi siamo assolutamente consci della difficoltà che sta vivendo la medicina generale e in questo senso nessuno accusa nessuno, sta di fatto che la medicina generale è in difficoltà, bassi numeri e travolti da un numero di pazienti elevati, forse anche per questo le richieste senza grande motivo e senza aver avuto il tempo di verificare il motivo, si fa prima la richiesta di chiedere il perché, sta di fatto che questo problema è mantenuto ed è un peccato perché se c'è per una persona che ha un bisogno reale rischia di morire in lista d'attesa. Perché se una persona che troverebbe posto in 10 giorni in una visita deve aspettare un mese e in quel mese ha un evento, il problema è che aveva davanti 100 o 1000 persone sane che volevano fare un controllo per loro piacere. Questo è un problema. C'è crisi di vocazione per quanto riguarda la medicina, secondo lei? C'è crisi di vocazione per infermieristica, nel senso che veramente mancano infermieri e questo è dovuto al fatto che in infermieristica ancor più che in medicina, anche in medicina, ma ancor più che in medicina, la carriera, soprattutto nell'ambito pubblico, è molto difficile, non c'è grande sviluppo di carriera e gli stipendi non sono particolarmente elevati. Non c'è carenza di vocazione perché il numero delle persone che partecipano ai concorsi per entrare a medicina non è in riduzione, quindi non c'è carenza di vocazione, c'è carenza di medici per una errata, non è un'accusa, diciamo, che tutti siamo in questo sistema, per una ritardata valutazione politica, universitaria, ministeriale, quello che è, dei bisogni di medici negli anni a venire, perché ovviamente essendo un percorso di studi lungo, 6 anni il corso di laurea, 4-5 la scuola di specialità, uno non può immaginare che dal prossimo anno ho bisogno e ci penso quest'anno, purtroppo devo pensarci 10 anni prima. Invece
sapendo che la buttata dei medici di poco più vecchi di me, diciamo degli anni tra 50 e 60 come nascita, 1950 e 1960, andavano in pensione tra il 2015 e il 2025, purtroppo si è arrivati tardi per una serie di problemi nell'immaginare che si dovessero aumentare il numero dei posti in scuole di specialità. Attenzione, stiamo parlando dei posti in scuole di specialità perché il numero delle persone che entrano all'università è largamente sufficiente. Questa storia che bisogna aprire il numero chiuso è un'invenzione. Il numero dei pazienti che si laureano è largamente sufficiente per il bisogno. Peraltro, togliere il numero chiuso vuol dire comprare palazzetti per fare le lezioni i primi anni, cosa inimmaginabile. Detto questo, il numero degli studenti, dei medici in scuole di specialità solo adesso è diventato adeguato al bisogno, perché costavano, le borse di studio costano, e fino a 3, 4, 5 anni fa, quando la cosa è diventata eclatante con il Covid, il numero era largamente insufficiente e quindi non c'erano specializzati. Adesso il numero è ragionevolmente adeguato, sono aumentate di molto le borse di studio per gli specializzandi, ma ci vuole il tempo tecnico per arrivare a farli specializzare. Quindi il problema ancora per un 2-3 anni ci sarà, però si sta in qualche modo attenuando. Qual è il sottoproblema? E vado a chiudere, che alcune specialità sono poco, lì c'è carenza di vocazione, soprattutto emergenza-urgenza, rianimazione, emergenza-urgenza, pronto soccorso, perché la vita di questi colleghi è una vita complicata, che è iniziata col Covid ma è rimasta complicata perché la gente affolla in maniera veramente difficile da gestire, pronti soccorsi, aree d'emergenza, e turni massacranti, stipendi non alti, gli stipendi tutti uguali e per, credo, un disagio obiettivo qualche professione, che non sarebbe la mia, quindi non sto parlando pro domo mia, credo che meriti qualche incentivo in più rispetto ad altre che hanno vie, per esempio, anche economiche di sviluppo, tipo il privato, cioè un cardiologo. La cardiologia, la dermatologia, l'oculistica, la chirurgia plastica sono le 4 specialità più ambite. Perché? Perché al di là della carriera possibile in ambito pubblico hanno una possibilità di risorse private, che sia attività privata intramuraria, che sia esterna, che è molto ampia. Quindi il problema lo risolvi. L'emergenza e urgenza non ce l'ha. Quindi a maggior ragione dovrebbe essere fortemente incentivata, perché se no nessuno, e le scuole di specialità di emergenza e urgenza sono vuote. Questo è un problema. Le faccio ancora una domanda su questo, poi torniamo nello specifico perché un po' mi incuriosisce, nel senso, come si sceglie poi la specializzazione? Cioè, è una vocazione. Ma uno, non so, questo non ho mai capito. Non so, piace, è interessato al settore in maniera particolare, se ne innamora, mettiamola così, durante il percorso di studi, perché può anche succedere come tutte le scelte, ci si innamora durante il percorso di studi di una materia rispetto a un'altra. La grande scelta iniziale è medicina o chirurgia, che sono 2 vocazioni abbastanza diverse. Poi ci sono l'incontrare persone magiche. Io ho scelto di fare cardiologia incontrando Camerini, che è una persona magica. Sono certo che se non avessi incontrato Camerini avrei fatto medicina interna, che è una visione molto ampia, adesso poco di moda e probabilmente non più attuale della medicina, perché sapere tutto di tutto è diventato impossibile. Quindi se tu fai medicina interna, che è tutto, devi per forza poi specializzarti in una parte perché non ce la fai e stagli dietro. Comunque io l'ho fatto perché ho trovato un maestro magico, la grande scelta è tra medicina e chirurgia. Mio figlio ha fatto chirurgia per non fare la stessa cosa che faceva il padre, perché ognuno fa le sue scelte. No, ci si innamora durante il percorso di laurea perché medicina è di una bellezza sconfinata, è una delle cose, ovviamente può non piacere, ma se piace la medicina uno non si può che innamorare della medicina. Poi è difficile il lavoro, poi sono turni massacranti, comunque gli stipendi non sono da buttare. E la medicina è bellissima ed è tutta bellissima e poi diventa, passando il corso di studi la passi tutta e qualcosa ti attira e poi cominci a scremare le ultime cose e poi fa delle valutazioni anche di opportunità, nel senso che pediatria è una delle più belle specialità che esistano, però non ci sono bambini, sì. Quindi scegliere tutti pediatria è evidente una cosa impossibile, quindi bisogna a volte rinunciare a alcune cose molto belle perché non avrebbero sbocco di lavoro. Senta, ieri parlavo con il professor De Vanna
E abbiamo incentrato la nostra chiacchierata sulle cattive abitudini. E parlando abbiamo visto che molte cattive abitudini incocciano anche la questione eterna per quanto riguarda la nostra salute degli stili di vita. Mi chiedo sempre perché è così difficile abbracciare gli stili di vita buoni, gli stili di vita salutari, sapendo che cosa significa non abbracciarli. Perché siamo pigri. Fondamentalmente non è cattiveria. Diciamo che per alcuni aspetti il comportamento non ideale è più piacevole. Il mangiare bene non sempre si concilia col mangiare di buona qualità dal punto di vista della salute. Sì. No? Condire di più, cibi più saporiti. Se uno mangia al ristorante, mangia bene, ma il condimento non è ovviamente una demonizzazione dei ristoranti, tutti andiamo molto volentieri, ma il piatto è preparato con la curatezza tale, il condimento, i sapori, le varie cose, che spesso un piatto più grasso e più, con contenuti diversi rispetto a casa. La verdura, che è la cosa più sana di questo mondo, non credo che sia la prima cosa più buona di questo mondo nel mangiare a una cena. È buona di contorno, ma non è cosa. E se noi usciamo dall'alimentazione è la pigrizia, perché non c'è alcun dubbio che una delle più straordinarie terapie che abbiamo per la lunga vita e per non ammalarci è l'esercizio fisico. L'esercizio fisico, se uno va in palestra, anche costa, ma siccome non è necessario andare in palestra perché basta camminare per le nostre splendide zone del Carso, delle ciclabili, implica un certo impegno e la gente è pigra. E poi andando avanti con l'età non è solo pigra di testa, ma qualche acciacco c'è, e quindi non è solo un'abitudine dettata dalla mancanza di volontà, ma da alcune difficoltà obiettive, e lo sforzo pagherebbe per ritardare sempre più il momento in cui uno è inabile, però lo sforzo costa fatica e qualche piccola sofferenza, qualche piccolo dolore. Quindi i comportamenti, gli stili di vita che tutti sanno essere, insomma, se uno guarda il fumo, uno ha in mano io tengo nel mio studio la scatoletta di uno che ha dimenticato le sigarette lì, l'ho presa, non l'ho buttata via e l'ho messa lì in mostra, e la scritta è: contiene 20 cancerogeni, eppure quella persona fumava. Ora dico, sei scemo, infatti, sei stupido, è possibile che tu... vabbè, ho capito, però chi fuma, io non fumo, dice che è piacevole, l'abitudine alla gestualità è per queste persone essenziale. Sì, Mastroianni diceva questo, e lui poi... Quindi non è questione di stupidità, è questione che anch'io adesso sono dimagrito, ma sono in sovrappeso, e non sono, credo, completamente scemo, però mangio un po' di più, la sera è l'ultimo momento in cui sto fermo per un'ora con mia moglie e ho piacere a stare un quarto d'ora di più, e magari mangio un pezzo di formaggio in più e sto un quarto d'ora in più con mia moglie e ci parliamo, e lavorando tanto mi muovo meno. Insomma, per chiudere, l'impegno sugli stili di vita tutti sanno che è fondamentale, ma richiede un impegno costante soprattutto, perché tutti poi ogni tanto vanno. Il problema è la costanza, e la costanza è per la nostra testa un peso, come l'aderenza alle terapie, no? Le terapie vanno prese tutti i giorni, nessuno è aderente al 100%. Senta, qual è, rimaniamo sul cibo, un cibo, diciamo, adesso senza demonizzarlo logicamente, più insidioso, nel senso che magari per tutta una serie di ragioni si pensa che se ne possa abusare, e invece bisognerebbe starci attenti. La cosa più insidiosa in generale è la quantità calorica, quindi non è un cibo, ma è la quantità in senso di calorie, perché poi alla fine l'obesità è il problema principale. E se andiamo sulla qualità del cibo dipende dal tipo di problema, perché in generale... Sembrerà strano, ma quelle che gli americani chiamano sweetened beverages, aranciata, le bevande zuccherate, sono terribili per la sindrome metabolica, cioè danno calorie, danno grasso in pancia, e alzano la glicemia, alzano i trigliceridi, e sono tra le cose che si bevono o si mangiano tra le peggiori possibili. Negli anni si è un po'
non demonizzato, al contrario, si è un po' tolta la demonizzazione un po' al grasso saturo. Una volta si diceva che il grasso saturo, la carne rossa rispetto al burro doveva essere totalmente abolito, adesso in quantità ovviamente moderate, in quantità ragionevoli, invece è accettabile in una dieta e non causa particolari danni. Ovviamente per l'iperteso il contenuto di sodio, sale, che non è solo nel sale, ma è nei cibi conservati, perché le scatolette con dentro cibo conservato, per motivi di conservazione, hanno un sacco di sodio. Quindi il punto non è solo aggiungere sale nelle pietanze, ma anche non mangiare frequentemente cibi conservati. Le bustine con gli insaccati, le scatolette di tonno sono pieni di sodio. Questo, il sodio, cioè, o al contrario, una dieta con poco sodio può abbassare anche di 5 mm la pressione. Anche l'esercizio può passare 5 minuti la pressione. Ora, non è che eliminerà le terapie, ma 5 di qua, 5 di là, uno prende meno pastiglie. Quindi i grassi saturi, la quantità totale, il sale per gli ipertesi, le bevande zuccherate sono le cose che perlomeno in ambito cardiovascolare sono quelle più pesanti. Si sta profilando, adesso non si capisce bene per dire la verità, però insomma si sta profilando, abbiamo tempo ancora per questa domanda, vedo, una notevole ondata di caldo. Come sempre tra l'altro, ma insomma... la domanda di giugno di ogni anno. Allora, come diceva non Lenin a cui è attribuita, ma un altro che mi pare si chiamasse Cerveniensky, che fare? Bere tanto, poi diremo all'eccezione una parola, bere tanto perché il caldo cosa fa? Ci fa perdere liquidi e dà vasodilatazione. Vasodilatazione vuol dire che la pressione si abbassa, perdere liquidi vuol dire che si suda, quindi bisogna bere di più e se uno prende un diuretico perché ha uno scompenso cardiaco, certamente d'estate, concordandolo col proprio medico, va ridotto il diuretico, perché è inutile bere di più e prendere tanto diuretico. Siccome il caldo dà vasodilatazione, che è il nostro meccanismo di difesa per perdere calore e non accumularlo e quindi non surriscaldarci, tendenzialmente è buona norma che la terapia per la pressione d'estate, d'accordo col proprio medico, venga ridotta per alcuni componenti, perché già l'estate è un farmaco e riduce di un 10 mm di mercurio la pressione. E il terzo punto, possono essere utili, appunto perché suda molto, integratori di sali. Sali, magnesio, potassio, perché sudando molto si perdono, quindi acqua e sali. Chi fa sport ha maggior ragione, ma anche chi non fa sport, che suda comunque, io non sudo mai, no, la perspirazio ce l'abbiamo tutti, 1 litro di acqua la perdiamo tutti e perdiamo acqua e sali, quindi o perché si prende un po' di sale in più, o perché una bustina di potassio, magnesio, ci sono bevande di tutti i tipi, o bustine di tutti i tipi, che si trovano d'estate una buona norma, perché peraltro perdere sali vuol voler dire tanto non stare bene, stanchezza, qualche crampo, se si perde potassio tanto anche qualche aritmia, e se si suda molto sicuramente bere, sali, e questo è mangiare leggero, verdure, mangiare cose leggere, non pesanti. C'è un caso in cui bisogna anche limitarsi col bere, ho capito male? Bere alcolici o bere acqua? Bere acqua. No, dice quello di prima del diuretico, se uno, il discorso di, perché poi la gente dice bere tanto che fa tanta pipì, alla televisione, e ci sono delle persone che hanno una malattia che si chiama scompenso cardiaco che causa ritenzione di liquidi. Se una persona beve di più, perché giustamente si deve bere di più, ma la malattia non te la fa eliminare, ti gonfi, quindi il bere di più all'eccezione di chi ha lo scompenso cardiaco in cui il concetto è bere meno, visto che già trattieni. Ho capito. Che d'estate può voler dire bere poco meno perché anche sudi di più. Quindi un minimo di equilibrio. Dottor Linarda, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Ricordatevi degli amici del cuore. Gli amici del cuore, e anche questa possibilità di destinare qualche regalo, specialmente in occasione di magari di feste importanti, di compleanni importanti. Fate regali utili per la società.